La mia battaglia inizia a 6 anni e 9 mesi fa, quando a Lisa viene detto che ha una patologia che porta al mutismo. Raffaella è la mamma di Lisa, una bambina di 11 anni e mezzo che non può parlare e riesce a comunicare solo attraverso la lingua dei segni. Lo scorso anno ha smosso mari e monti per riuscire ad avere un assistente alla comunicazione che le facesse da interprete a scuola. Oggi l'assistente c'è, ma per 20 ore la settimana. Lisa come potrà fare storia, scienze e geografia se in quel momento manca il ponte e la lingua dei segni? La lingua dei segni italiana per Lisa permette di istruirsi, cioè di imparare, ma anche di comunicare. E mia figlia è pure fortunata, dice la mamma. Moltissimi altri bambini nella sua stessa condizione non riescono ad avere l'interprete e la maggior parte degli insegnanti di sostegno non conosce la lingua dei segni. È per questo che mamma Raffaella si sta battendo per far sì che ai bimbi sordomuti o muti vengano date le stesse possibilità dei loro coetanei nell'istruzione, in primis, ma anche in tutte le altre attività. Parliamo dello sport. Qual è quell'associazione sportiva che si attiva in lingua dei segni italiana per tutti questi bambini? Non si deve parlare se si ha di fronte un bambino sordo muto, si deve parlare guardando negli occhi un bambino, considerando le sue necessità. Lisa attualmente non può fare uno sport. Lisa l'unica attività che ha è Coro Mani Bianche del Veneto. Persone specializzate ce ne sono e l'Università Ca' Foscari è all'avanguardia e Raffaella si è impegnata nell'organizzare incontri, convegni, invitando anche le amministrazioni comunali della Marca per informare e sensibilizzare sul tema, ma finora in pochi l'hanno ascoltata. Io confido in Antena 3 per lanciare veramente una sfida e che dia risposta per la felicità di questi bambini. Lascerò il mio recapito telefonico, voglio vedere quanti sindaci, quanti assessori all'istruzione sociale, quanti assistenti al sociale si rivolgeranno a Antena 3, diranno ok, io ci sto per un convegno, perché organizzare un convegno, dare informazioni per salvare e dare opportunità e un sorriso a un bambino penso che non sia così difficile. Oppure bisogna aspettare un'elezione, ma poi dopo diventano promesse.